Amici e amiche, bentrovati a Sicilia Magazine. Oggi la Kermesse del Bellini International Context, patrocinata dalla regione siciliana, ci propone il Bellini Black Comedy, che è una drammaturgia originale firmata da Simona Cializzanetti, all'interno della quale viene proposta una visione alternativa delle ultime ore di Vincenzo Bellini. La sua fu una morte misteriosa che questa sera viene indagata percorrendo delle strade diverse da quelle tradizionali e noi ve lo raccontiamo. Venite con me. Pare che Bellini sia stato avvelenato. Potrebbe essere. Allora io ho preso spunto da questa storia per raccontare quest'ultima ora, sovrapponendo quest'ora un po' misteriosa. Bellini muore appunto a Parigi nel pieno della carriera, del suo successo, muore da solo in situazioni misteriose. Quindi questo evento l'ho sovrapposto alla morte che spesso hanno fatto molte rockstar da sole in situazioni misteriose. Di fatto Bellini era una rockstar del tempo. Maledetta panza. Francesco, devi dire a mio padre che ho provveduto alla sua vendita. Potrà stare tranquillo. No. L'ispirazione nasce da una scrittura, dalla nostra scrittrice, che ha voluto dare un segnale importante, misterioso alla storia della morte di Bellini, con le sue musiche un po' manipolate, e a questo dovevamo entrare con qualcosa di diverso, non la semplice proiezione di luci, ma dovevamo entrare con motivi roccheggianti. Siamo molto contenti che fanno questi festival dedicati a Bellini. Abbiamo partecipato a tanti di questi eventi, tutti veramente straordinari. Io sono venuta perché mi piace l'arte, lo spettacolo e quindi sono venuta per curiosità. Ma sono in disordine. È bellissimo vedere tutti i ragazzi, soprattutto i giovani, accostarli alla cultura, e anche perché finalmente siamo liberi, possiamo andare al teatro, possiamo andare al cinema, e io come dirigente scolastica vorrei tanto avvicinare i ragazzi alla cultura, perché sensibilizza l'animo, apre la mente ed è cultura. Ma davvero credo che sia una delle esperienze più belle che uno studente possa fare, che prima di tutto un adolescente ma poi uno studente possa sperimentare. Questa è la Catania che vogliamo raccontarvi, una Catania viva, fervente, una Catania nella quale vengono organizzati eventi culturali che coinvolgono anche i più giovani, come avete visto. La Kermesse del Bellini International Context continua e noi continueremo a raccontarvela. Alla prossima!